Una buona serata dalla palestra Gozzano, stanno per scendere in campo Italian Coffee Petrarca e Meta Catania Brigo City per la nona giornata del campionato nazionale di Serie A di futsal. I padroni di casa arrivano a questa sfida con 7 punti in classifica, mentre i siciliani rispondono con ben 16 a soli 3 punti dal primo posto in classifica. Abbiamo come sempre al commento tecnico Luca Mastrogiovanni. Chiedo subito come inquadri questa sfida. Buonasera a tutti intanto. È una sfida importante perché il Petrarca in casa ha dimostrato fino adesso comunque di potersi giocare le sue carte e in questo momento ha sicuramente un calendario che darà le indicazioni chiare su quella che è il percorso del Petrarca in questo campionato, perché ha già giocato contro tutte le corazzate della Serie A, adesso si ritrova a dover gestire poi tutta una fase di campionato dove obiettivamente devono raccogliere punti. Meta Catania invece, che forse è stato un po' un percorso inverso, nel senso che anche loro hanno avuto un calendario tra virgolette un po' più agevole, adesso anche loro andranno a giocare contro le corazzate, per cui siamo curiosi di vedere che tipo di partita viene fuori, perché sicuramente è importante per entrambe raccogliere punti oggi. Ecco, andiamo subito con la lettura delle formazioni. Per la Meta con l'1 Perez, il 3 Messina, il 4 Italo, 5 Silvestri, 10 Salas, 11 Rubio, 99 Dovara, 17 Tomarchio, 19 Cesaroni, 20 Camagno, 22 Musumeci, 23 Dalcin, 44 Bordignon, 77 Ferrante. Rispondono i padroni di casa dell'Italian Coffee Petrarca con il 2 Tidu, 3 Sividini, con il 4 Dudu Costa, con il 5 Bargellini, 6 De Pizzo, 7 Jorge Alban, 8 De André Garcia, 9 Fabrizio Urio, 10 Mustafov, 11 Disarò, 12 Vitale, 15 Conrado Sampaio, 18 Lobuglio e 19 Diego Moretti. Ricordiamo che l'allenatore dell'Italian Coffee, Luca Giampaolo, è squalificato, viene sostituito dal vice Bellini, mentre in panchina per i siciliani siede mister Samperi. Partito subito questo match con il lancio lungo a cercare Dudu Costa, che viene chiuso in rimessa laterale da Bordignon, una delle stelle della squadra, su cui brilla però quella di Carmelo Musumeci, capitano dei siciliani, giocatore in nazionale, quindi sicuramente Luca sarà un avversario più che ostico. Beh, insomma, non lo scopriamo noi, per cui sicuramente da tenere particolarmente d'occhio. Vedo che comunque l'atteggiamento anche iniziale di entrambe le squadre è subito molto propositivo, tutte e due subito pronte a lanciarsi in azioni offensive, pressione alta sia del Catania che del Petrarca, dell'Italian Coffee. Vediamo. Ci ha provato Italo con un bel destro al volo, terminato leggermente alto rispetto alla porta di Moretti. Adesso il lancio perfetto per Sividini, che protegge il pallone, alleggerisce per Alba, scambia con Del Pizzo, ancora Marcus Del Pizzo in verticale per Sividini, che però si fa anticipare proprio da Carmelo Musumeci, che si accentra e calcia col destro, pallone leggermente largo. Si fa vedere Carmelo Musumeci. Sì, bella lettura di Musumeci su un anticipo importante su Cividini, che è molto bravo a difendere palla. Per fortuna non ha prodotto risultati. Da questo inizio si vede il pressing asfissiante dei siciliani, che non lasciano spazio di manovra, il tempo per ragionare all'Italian Coffee. Questa potrebbe essere una delle chiavi della partita. Beh, assolutamente sì, perché sappiamo che pressare forte con efficacia è difficile per tutte le squadre riuscire a gestire quella fase lì di possesso con una pressione fortissima come l'hanno fatta loro dentro i 10 metri, per cui sarà una partita tosta. È arrivata qui la sventola di Andrei Bordignon, ben disinnescata da Diego Moretti. Adesso calcio d'angolo per la Meta, pallone sul secondo palo alzato per Musumeci, che però non inquadra la porta. Allora Moretti va subito da Alba, che controlla bene, dietro c'è Sividini, il dribbling di Alba che vuole centrarsi, mantiene il possesso del pallone, però glielo soffia Salas e poi arriva il fallo netto di Jorge Alba, che gli costa il primo giallo della partita dopo solo un minuto di gioco. Un'ingenuità di Alba.
Sì, ma l'ingenuità ha provato a forzare l'1 contro 1, d'altra parte è una delle sue caratteristiche, era nei 10 metri avversari, ci poteva stare, poi persa palla, Salas è partito come un missile e non ha avuto alternativa che fermarlo in maniera evidente. Giustamente l'arbitro ha ammonito. Jorge Alba, uno dei più positivi di questo avvio di stagione dell'Italian Coffee, già diversi gol segnati, è proprio l'uomo che cerca più di tutti il dribbling per la formazione di Giampaolo. Ci ha provato anche in questa occasione, però si è fatto soffiare palla e poi è stato ammonito sul fallo seguente. Adesso seguiamo il calcio di punizione con Musumeci che prova la battuta verso la porta, respinta, Salas poi la mette giù, va largo da Italo che prova il destro incrociato, buona la risposta di Diego Moretti. Adesso resta a terra dolorante ad una spalla il portiere dell'Italian Coffee. Calcio d'angolo battuto dietro ancora per il destro al volo di Musumeci, sporcato. Sì, seconda volta che provano la soluzione alta per il tiro al volo di Musumeci. Adesso Salas si accentra, il destro secco, ancora Moretti. Terzo intervento del portiere dell'Italian Coffee. Adesso Cividini prova ad andarsene da solo, calcia con il destro che non è il suo piede, ne esce però una bella traiettoria ben disinnescata da Perez. Sì, buona ripartenza di Cividini che ha spezzato un po' questo momento di un po' di difficoltà nell'uscita dal pressing. Adesso sbaglia il controllo Dudu Costa, prova a ripartire la metà con Salas. Punta proprio il capitano del Petrarca, poi allarga per Bordignon, ancora il destro secco, alto. Sì, un passaggio un po' casuale perché non era una palla indirizzata verso Bordignon, gli è arrivata per una serie di incomprensioni, tiro pericoloso. No? Adesso Del Pizzo riceve palla da Moretti, si appoggia sempre al pivot Juan Carlos Cividini che poi va da Dudu Costa, il destro incrociato. Non inquadra però lo specchio della porta di Perez. Sì, non ci ha creduto Marcus Del Pizzo perché era una situazione dove poteva andare a chiudere sul secondo palo. Avrebbe fatto male perché è una palla che è sfilata dove il portiere non sarebbe potuto arrivare. Adesso prova a impostare da dietro la meta Catania. Musumeci dietro per Bordignon. Salas si fa vedere Italo. Musumeci ancora. Parte dalla sinistra in surplus, si appoggia ancora a Bordignon, largo per Salas, buon possesso per i siciliani. Alba protegge bene, poi c'è un contatto all'interno dell'area tra Del Pizzo e Italo. Gli arbitri lasciano correre adesso, bene Dudu Costa per Alba che può spingere il contropiede, si accentra, esplode il destro, era sicuramente nello specchio, viene respinto, poi Del Pizzo evita il fallo laterale. Cividini si fa vedere al centro dell'area, viene steso, non c'è calcio di punizione per il Petrarca, c'è invece quello per la meta, viene steso Musumeci, forse poteva starci un fallo anche su Cividini. Sì, secondo me l'intervento è stato abbastanza rude, è chiaro che poi cercare di difendere palla con un'entrata di quel tipo sulle gambe d'appoggio diventa difficile, sinceramente ritengo che avrebbe potuto fischiare il fallo su Cividini. Partita subito molto maschia, come si dice in gergo, tanti interventi rudi in questo avvio. Importantissimo per il Petrarca fare punti in casa. Adesso Salas imposta, va da Italo. Dietro da Musumeci, ancora per Bordignon. Cerca il pallone profondo per Salas, troppo impreciso però, e quindi si riparte con una rimessa dal fondo per Diego Moretti. Palla in mano per il portiere ex Futsal Koba, che va dal neoentrato Vitale, Urio. De, che rientra oggi dopo più di un mese di assenza, ed è Andrea Garzia Dioniso. Era stato positivo nelle sue prime apparizioni in maglia Italian Coffee, salvo però poi non scendere in campo, prima per un problema muscolare e poi per un problema all'appendice. Adesso Salas, Musumeci dal Cin,
Musumeci, Salas, Cesaroni viene incontro, allarga per Dalcin, Musumeci, Salas, buono lo scambio nello stretto dei giocatori di Mister Samperi. Adesso alza il pressing l'Italian Coffee con De, che però viene superato da Carmelo Musumeci, che riparte alla grande, va da Salas, ripiegamento difensivo decisivo di De, che si sacrifica, concede il calcio d'angolo. Sì, grande chiusura, bravissimo De, dimostrando di avere comunque recuperato un po' di condizione. Molto brava, la situazione è pericolosissima, senza quell'intervento lì si sarebbe trovato solo davanti al portiere, ma accelerazione impressionante di Musumeci. Ancora il destro da fuori, che però viene controllato agevolmente da Moretti, che alza lo sguardo ed è pronto a riprendere con la rimessa dal fondo. Viene incontro con Rado Sampaio, che però non controlla il pallone, anche per Sampaio si è alla ricerca del primo gol ancora in campionato, è arrivato già a stagione in corso, però con la nomea di bomber implacabile, più di 400 gol in carriera per lui. Adesso la meta prova a distendersi, protegge bene la rimessa laterale proprio Sampaio sul pressing di Camagno. Dicevamo di Sampaio, probabilmente come gli attaccanti deve solo sbloccarsi, perché 400 gol in carriera non sono da tutti. No, assolutamente, è chiaro che è arrivato, si è trovato in una realtà nuova, bisogna dare tempo a chiunque di adeguarsi un attimo, adattarsi un attimo al gioco dell'Italian Coffee. Chiaro che ci si aspetta molto da lui e dai suoi gol, perché in questo momento qui è fondamentale avere un finalizzatore per riuscire a portare a casa punti importanti. Vitale, Urio, ancora Andrea Vitale, dietro da Moretti che controlla, va al lancio lungo per De, viene anticipato, e poi Cesaroni, va dietro da Messina, ancora Cesaroni, lascia Dalcin, Messina, si allarga Camagno, poi pallone al centro proprio ancora per Camagno, che non inquadra la porta di Moretti. Buco centrale per l'Italian Coffee dietro, adesso perde palla De, la puntata di Messina. Diciamo che in questo avvio di gara sono passati poco più di 5 minuti, sono tante le conclusioni scagliate verso la porta di Moretti, invece un po' meno quelle che arrivano dalle parti di Perez. Sì, il ritmo che sta imprimendo la gara al Meta Catania è sicuramente impressionante, perché non ti danno proprio la possibilità di giocare, è veramente difficile interpretare la partita con questa intensità qui da parte dei giocatori dell'Italian Coffee. Urio va da Corrado Sampaio, che prova a girarsi, lo chiude molto bene Messina, e poi Sampaio si aggrappa in maniera troppo vistosa all'avversario. Terzo fallo per l'Italian Coffee, e non sono pochi, perché sono passati poco meno di 6 minuti, già 3 falli. Sì, bisogna stare attenti, perché anche quella, come sempre, può essere una chiave di svolta della partita. Camagno, Messina, Cesaroni, ancora per Camagno, che parte sempre dalla zona di destra, cambia gioco per Dalcin, che prova a puntare Sampaio, che però esce con il pallone tra i piedi, guadagna anche la rimessa laterale sul pressing di Camagno. Urio, Alba. Sì, è impressionante, perché non ha fatto in tempo a recuperare il pallone, che è arrivato subito il raddoppio, per cui anche lì gli ha tolto subito la possibilità di ripartire. Sono molto attenti quelli del Catania in questa fase. Beh, ma la metaformazione che quest'anno è stata costruita per stazionare nelle zone nobilissime della classifica, considerata come una delle possibili outsider nella lotta al titolo. Adesso errore banale di Urio, che non trova del pizzo, regala palla al Catania. Bisogna capire se il Meta è in grado di tenere questo ritmo qui indiavolato per tutta la partita. Cesaroni, Dalcin, Camagno,
ancora dal Cin, Messina, controllo così così, ne stava per approfittare Sampaio, però è uscita bene la società siciliana e adesso se ne va, anzi prova perlomeno a farlo Camagno, viene chiuso poi Conrado Sampaio, si gira bene però poi non trova Del Pizzo, non c'è deviazione, quindi la rimessa è ancora per la meta. Ma il giro che ha preso la palla sembrava che effettivamente un tocco ci fosse stato, però l'arbitro era lì vicino, per cui... Adesso viene richiamato Urio dal direttore di gara. Ricordiamo che a dirigere l'incontro ci sono Beneduce di Nola, Zannola di Ostia, al crono Fior di Castelfranco Veneto. Dal calcio d'angolo non sono sorti particolari problemi per l'Italian Coffee, il pallone ha attraversato tutta l'area di rigore per poi terminare in fallo laterale. Alba scambiato con Moretti, Del Pizzo, è rientrato Dudu Costa, ancora Marcus Del Pizzo, Sividini, sarà importante la sua fisicità per tenere su più palloni possibili. Adesso si fa vedere in avanti Sividini con la suola per Dudu Costa, che cerca la giocata, però è lui a trascinarsi il pallone oltre la linea laterale. Se l'è trascinato perché aveva Cesaroni che ancora prima che Dudu Costa arrivasse sul pallone l'aveva già ormai messo all'angolo senza dargli la possibilità neanche di controllarlo quel pallone. Diciamo che in questo avvio fatica a concludere verso la porta l'Italian Coffee. Fa fatica, ma gran merito va all'atteggiamento difensivo del meta, che al momento non sta mollando un pallone. Musumeci per Camagno, arriva il pressing un po' timido di Del Pizzo, poi quello un po' più veemente di Alba, poi scambiano benissimo Dalcin e Camagno. Musumeci, ancora Dalcin, il destro, deviazione di Del Pizzo, fallo aggiuntivo per l'Italian Coffee, E è il quarto. che è il quarto, e siamo solo al 7° minuto, quasi all'8°. Moretti sempre per Sividini, che si butta in scivolata ma non controlla questo pallone. Entra anche Rubio tra le fila dei siciliani. Bordignon, Salas si appoggia proprio a Rubio, esce col pallone tra i piedi Alba e va da Dudu Costa, si fa vedere Sividini che protegge il pallone sul pressing di Musumeci, appoggia per il suo capitano Alba. Del Pizzo, pallone così così di Alba, e allora recupera il pallone Salas che va dall'altra parte per Rubio, gran pallone per Bordignon, che probabilmente più che cercare la conclusione ha cercato l'assist e ha trovato sulla sua strada Diego Moretti. Sì, ben giocata anche questa situazione qui dal meta. Adesso errore, fallo di battuta, probabilmente laterale. La posizione è battuto dal centro, quando invece la palla doveva andare in una posizione più avanzata. Buon per l'Italian Coffee, che si ritrova con fallo laterale sui 10 metri. Vediamo se riesce a costruire un po' di respiro per la formazione oggi guidata in panchina da Roberto Bellini. Adesso Sividini non trova compagni a cui appoggiarsi, allora fa da solo, poi gira per Alba, può puntare Bordignon, ancora per Urio, il destro di Urio sull'uscita di Perez, ottima occasione per l'Italian Coffee, non inquadra la porta Fabrizio Urio, però speriamo che questo possa essere sì, importante per il morale nel momento in cui facevano fatica a trovare la conclusione. Una buona trama quella costruita dai padroni di casa, che ha liberato un liberissimo Urio. Adesso Salas imposta per Rubio, buona il pallone, ancora per Salas, destro potente ma centrale, respinge ancora Moretti, però riparte
l'azione offensiva dei catanesi. Musumeci alza il pallone per Rubio che non controlla, e allora Moretti in uscita bassa. Alba, Urio, lotta Sividini, tiene in campo il pallone, molta fisicità in questa azione, e poi arriva il fallo di Bordignon in ritardo su Urio e cartellino giallo anche per l'ex Acqua e Sapone. Sì, diciamo che è l'ennesimo scontro molto fisico in questa situazione di scarico e semiblocco che fanno quelli del Meta Catania, portati chiaramente da un'intensità enorme, quindi non danno la possibilità mai all'avversario di ripartire. Anche in questo caso qui è stato un po' troppo accentuato il blocco, perché di questo si parla. Adesso il pallone lanciato in verticale senza però trovare un padrone. Rientra Conrado Sampaio, fuori Cividini. Salas allarga bene per Bordignon. Musumeci, si fa vedere ancora il DS Salas. Rubio cerca di puntare Sampaio che lo contiene bene e guadagna anche il fallo laterale. Buona chiusura difensiva in questo caso di Sampaio. Ha bisogno anche lui di trovare delle buone giocate per prendere un po' di fiducia. Alba va da Urio che propone ancora per Jorge Alba, si fa soffiare il pallone. Adesso Rubio in ripiegamento difensivo da Musumeci, il pallone in verticale viene sporcato e allora si riprenderà con un fallo laterale per la Meta Catania. Pronto a batterlo proprio Carmelo Musumeci. Rubio, sulle sue tracce c'è Vitale. Rubio allarga bene per Musumeci, va dentro da Bordignon. Anzi, va dentro da Italo. Voleva il fallo. Hanno reclamato il calcio di rigore dalla panchina siciliana. Per gli arbitri non ci sono stati gli estremi per il fischio della massima punizione. Diciamo che è in linea rispetto a come hanno arbitrato fino adesso, perché tutti questi contatti molto fisici hanno sempre lasciato giocare. Adesso qualche secondo di pausa prima della ripresa del gioco. Molto sportivamente Musumeci ridà palla all'Italian Coffee, che adesso può ripartire con l'azione offensiva. Moretti per Sampaio, che però sicuramente non ha la fisicità di Sividini, quindi fatica a contenere questo pallone. E riparte Musumeci. Salas, Rubio, ancora Salas. Su di lui De alza il pallone il numero 10 della Meta, non preciso però il suggerimento. E adesso arriva il time out chiamato dai padroni di casa, e quindi adesso i due allenatori avranno la possibilità di andare a suggerire qualcosa ai propri giocatori in campo. 0-0 ancora il risultato quando sono passati quasi 11 minuti, 10:45 per l'esattezza. Diciamo una Meta Catania arrembante. L'Italian Coffee si difende bene e prova a ripartire ogni qualvolta ne ha l'occasione. Sì, diciamo che deve provare a gestire un po' meglio la fase di possesso, e chiaramente quella che in sto momento qua gli riesce meno grazie alla forza fisica e di intensità del Meta Catania. Chiaro che la chiave è un po' quella, capire anche se il Meta continua con questa intensità qui, è chiaramente difficile. Se abbassano un po' l'intensità potrebbe aprirsi un'altra partita. Chiaro che ci vuole tanta esperienza da parte dei giocatori di Italian Coffee a gestire queste situazioni qua, perché è sicuramente una partita molto complicata da questo punto di vista qui.
Adesso sono rientrate le squadre in campo, si riprende con la rimessa laterale a favore dei padroni di casa. Vitale, il pressing di Salas che gli morde le caviglie, prova a liberarsi Vitale, arriva anche il pressing di Italo, e il numero 12 dell'Italian Coffee non riesce a mantenere il possesso del pallone. Rimessa laterale per Juan Adrián Salas, che alza il pallone sul secondo palo per la sventola di Musumeci, che però non inquadra di nuovo la porta. E allora Moretti, corto per De, viene incontro Vitale, pressing di Salas, se ne libera bene Vitale, adesso ha un po' di spazio in mezzo, prova ad aggredirlo, Vitale lotta su Musumeci senza fallo, Vitale recupera un gran pallone per Urio, l'uscita decisiva di Perez che però presa fuori area, ha toccato il pallone fuori area con le mani. Cartellino giallo per il portiere Tiago Augusto Grossi Perez. Protesta Urio perché forse voleva qualcosa in più. No, beh, diciamo che non può considerarsi una chiara occasione da gol in quella posizione di campo lì, in quella situazione lì, e per cui credo che l'arbitro correttamente abbia dato il giallo e fischiato la punizione dal limite. Adesso tutto è nato da un gran lavoro di Vitale, che ha raccattato letteralmente un pallone dalla spazzatura in mezzo a 3 avversari, pallone che è arrivato ad Urio, che è stato chiuso in maniera decisiva da Perez con il tocco però fuori area, quindi ghiotta occasione dal limite, un po' spostato verso sinistra questo pallone. Vedremo se andrà direttamente in porta Fabrizio Urio. Batte proprio lui, anzi il pallone toccato per De, respinto. Diciamo che non hanno rispettato proprio la distanza, però ci sta. Ancora Urio, rimessa laterale stavolta, va in mezzo dove però non c'è nessuno perché Sividini era venuto fuori per cercare una battuta dalla lunga distanza, e allora rimessa per Perez. Salas dietro da Dalcin, Camagno, si libera bene Italo, quinto fallo stavolta commesso da De. E adesso 8 minuti e mezzo di possibilità per la Meta Catania di trovare il sesto fallo, che significherebbe tiro libero. Adesso l'Italian Coffee deve essere capace, deve essere brava di non commettere ingenuità a livello di interventi fallosi, perché adesso ogni fallo fischiato significherà un tiro libero. Già, bisogna stare molto attenti, anche perché loro sono bravi anche a ripartire, a trovare la superiorità numerica, per cui sicuramente difficile questa fase qui della gestione. Fischio dell'arbitro, Musumeci sul pallone, si fa vedere Bordignone, viene incontro, la lascia lì per Dalcin, viene murato da Urio. Sì, bella giocata, molto attenta alla difesa dell'Italian Coffee in questo caso qui, che non si sono fatti sorprendere sullo schema, su punizione. Dalcin imposta, Camagno, ancora da Dalcin, si fa vedere Salas servito in questo momento, Camagno, in mezzo c'è Italo, dribbling di Camagno che però non si accorge che il campo è finito. Rimessa laterale per l'Italian Coffee. Comunque bravo, buona la difesa di Sampaio, che ha indotto all'errore il giocatore del Meta in questo caso. De batte corto per Urio, va da Moretti che si sposta lateralmente per ricevere questo pallone, cerca il lancio profondo ancora per De André Garcia Dioniso. Sì, palla difficile, anzi impossibile da controllare, poteva fare molto De in questa situazione qua. Italo, Salas, si fa vedere Camagno, riceve Dalcin, ultimo uomo, prova a puntare Sampaio, si appoggia poi su Camagno, cerca di ubriacare con le finte Urio, ne esce col pallone, poi Salas, era buono il suo tracciante sul secondo palo, era libero Italo, ha respinto però la difesa dell'Italian Coffee. Adesso Vitale, molto buono il dribbling, allarga per De, prova il dribbling,
c'è Vitale da solo, però non lo serve De. Sì, sprecato un po' l'occasione in questa situazione qui, avevano creato una superiorità numerica sull'angolo che poteva essere gestita meglio. Grande giocata comunque, grande impatto di Vitale in questo momento qui, ha rubato 2 palloni importanti, si è lanciato in ripartenze dove i giocatori del Meta sono stati poco reattivi, per cui sentirà la partita più di altri il siciliano Vitale questa partita qui, per lui sarà un derby. Sì, perché Vitale, ex del Regal Buto, società di Enna in cui è cresciuto, ha mosso i primi passi da giocatore di futsal, adesso è 2 anni che è con la maglia dell'Italian Coffee Petrarca, l'ha fortemente voluto Luca Giampaolo. E il giovane siciliano sta ripagando con buone prestazioni questa grande occasione della Serie A1 di futsal. Adesso Alba, Sividini, il pallone ancora per Alba, deviazione decisiva di Dalcin che impedisce che la palla arrivi al numero 7 dell'Italian Coffee, calcio d'angolo. Batte Alba, dietro da Sividini, la botta con il sinistro leggermente deviata, Perez la contiene bene e riparte da Cesaroni. Dalcin, Italo, Messina, Dalcin prova ad accentrarsi, esplode il mancino, tentativo piuttosto velleitario del numero 23. Sì, in questo caso difesa piazzata bene, non ha avuto grosse alternative, nel dubbio ha preferito forzare il tiro, ben per l'Italian Coffee perché non ha prodotto niente. Fase della partita un po' più equilibrata in questo momento qui, il Petrarca sembra che abbia messo un po' a freno la grande intensità del Meta Catania. Momenti di stallo per l'entrata dell'operatore che asciuga il parquet. Moretti va da Sividini, lascia lì con la suola per Alba. Bordignon chiude molto bene. Sì, gran lettura della situazione. Bordignon era già lì ancora prima dello scarico di suola. Giocatore dalla grande esperienza, Andrei Bordignon, ricordiamo ex tra le altre dell'Acqua e Sapone, con cui ha vinto uno scudetto 2 anni fa. Dudu Costa sul pallone, si fa vedere Sividini, del Pizzo, ancora Dudu Costa, esplode il destro, buona la giocata del capitano di casa e altrettanto buona la risposta di Perez che si distende sulla sua sinistra e manda il pallone in calcio d'angolo. Buona giocata, buon movimento per liberare Dudu al tiro che non si è fatto attendere. Alba ancora da Costa, si fa vedere Sividini, Costa, alzano il pressing quelli del Catania e arriva il fallo guadagnato con molta astuzia, molta esperienza da Jorge Alba, che porta a 3 i falli degli avversari e fa respirare la sua squadra. Sividini protegge come sempre il pallone, vuole trovare spazio per il sinistro, però è chiuso bene, e allora Alba. Si cercava lo spazio per venire al tiro Alba, ma non l'ha trovato. Però buona gestione del pallone in questa fase qui dell'Italian Coffee che sta alzando il baricentro, forse ha lasciato sfogare nei primi minuti la Meta Catania, adesso sta provando a venire fuori con buone trame. Sì, stanno prendendo anche un po' di fiducia, all'inizio facevano un po' fatica a trovare campo, adesso almeno. Moretti, corto per Del Pizzo, Sividini prova il colpo di tacco, era una buona idea per cercare Dudu Costa, ottima però ancora la chiusura della retroguardia catanese. Adesso Bordignon dietro da Musumeci. Sì, era ben giocata anche questa, molto bravi nella chiusura del tentativo di imbucata di Cividini, che Bordignon stava mettendo in porta Dudu Costa. Va da Cesaroni che però si trascina il pallone oltre la linea del fallo laterale.
ed è già pronto Dudu Costa, mentre rientra Conrado Sampaio, gli fa spazio Sividini. Costa per Del Pizzo, di prima per Alba, che in mezzo a due prova a tenere il possesso della sfera, ci riesce perché guadagna un altro fallo laterale 20 metri più avanti. Del Pizzo, corto per Alba, arriva il pressing alto di Salas, efficace perché recupera il pallone, guadagna la rimessa laterale. E si incavola anche perché il pallone è finito sotto il cartellone degli sponsor, perché voleva battere velocemente. E direi anche buon per l'Italian Coffee, Sì, perché al centro c'era solo Musumeci. Esatto. Adesso Parlotta, Bordignon con i suoi compagni Salas, Rubio e Musumeci. Si attende la battuta di questo fallo laterale. Il fischio dell'arbitro. Va Bordignon, da Salas il destro, ha provato ad incrociarlo, non ha trovato però né lo specchio e neanche una deviazione avversaria, perché la rimessa è dell'Italian Coffee con Dudu Costa che si appoggia al suo portiere. Alba, Del Pizzo, Sampaio prova il colpo di prima per cercare Dudu Costa, pallone imprendibile per il capitano. E allora riparte Musumeci. Salas, gran tracciante per Musumeci, che prova il dribbling ma ne esce vittorioso. Alba che recupera il pallone e parte in contropiede, contenuto però bene da Musumeci. E allora Dudu Costa, Sampaio, Alba salta l'avversario, ancora da Conrado Sampaio, poteva anche trovare sul secondo palo Dudu Costa, in questo senso è stata decisiva la deviazione di Rubio. Sì, se l'è trovata un pelino indietro, ce l'aveva bella da calciare, però era leggermente indietro la traiettoria, non è riuscito a chiudere il tiro forse come voleva lui. Allora dalla bandierina va Del Pizzo, pallone respinto fuori area, ancora Marcus Del Pizzo, dietro c'è Alba che può provare a puntare Bordignon, pallone per Dudu Costa, ottimo il pallone di Jorge Alba per Dudu Costa, che si è ritrovato, forse non se lo aspettava neanche lui, il tocco di punta, gran riflesso di Perez che nega l'1-0 al numero 4 di casa. Sì, forse non se l'aspettava neanche il portiere, perché non è stato velocissimo a intervenire su Dudu, che si è trovato con la palla sui piedi a 1 metro dal portiere che era fermo in porta, per cui poteva sicuramente con un po' più di lucidità gestirla meglio. Peccato, però grande occasione per l'Italian Coffee. Si è acceso Jorge Alba, sì, che guadagna un altro fallo, 4 adesso per la meta, quasi riequilibrato il discorso falli. Sì, ma soprattutto adesso Alba si accentra, esplode il destro, pallone leggermente largo. Soprattutto un Italian Coffee che finalmente è entrato prepotentemente in partita e in questa fase qui sta gestendo e giocando meglio del Meta Catania, sta creando diverse occasioni una dietro l'altra. Buona anche questa trama qui di Jorge, che non è riuscito a inquadrare lo specchio, ma si era aperto molto facilmente la possibilità di calciare in porta, tiro che però non gli è riuscito come sicuramente voleva, è indirizzato un po' troppo esterno. Ne parlavamo prima di Alba, uno dei più positivi di questo avvio di campionato. Quando si accende lui, spesso si accende anche l'Italian Coffee, perché i suoi dribbling diventano ubriacanti, le difese fanno fatica a contenerlo e quindi ne beneficiano anche i suoi compagni di squadra. Assolutamente sì, è un giocatore che in questa categoria qui fa la differenza, perché è immarcabile, quando sta bene è immarcabile, quindi sposta gli equilibri, il suo uomo lo salta quasi sempre, crea sempre un po' di superiorità numerica
e se gestita bene chiaramente è un valore aggiunto di questa squadra. Fine del time out della meta e allora si riparte con la palla tra i piedi di Perez che gioca per Musumeci. Salas, Dalcin, Rubio, Dalcin, Salas, Musumeci, Dalcin davanti a sé Urio e allora va dietro dal suo capitano. Possesso palla per i siciliani che adesso provano ad avanzare, scambiano Musumeci e Rubio, poi il numero 22 cerca un pallone difficilissimo che non viene preso da Salas. Allora Moretti sui piedi di Urio, impreciso però il pallone di Diego Moretti che costringe Urio a un controllo non perfetto e allora si riparte con una rimessa laterale a favore dei rossoblù. Prova a puntare l'uomo Dalcin, era buono il suo tentativo sul secondo palo. Grande diagonale di Sampaio, era piazzato perfettamente. È decisiva direi anche, Sì, perché sì, assolutamente dietro di lui sì. c'era Camagno. Assolutamente sì. Il destro di Salas che inquadra la porta ma non spaventa Moretti che blocca il pallone e fa ripartire De. Dudu Costa, un po' di spazio, allarga per Sampaio che tiene il pallone in gioco, poi Urio ancora per Costa, De, la puntata per Sampaio, buono l'intervento di Camagno di testa, chiude. Era buona anche la giocata perché era proprio al limite. De va dietro da Costa, cerca il pallone in verticale, arriva il fallo di mano di Dalcin ed è anche il quinto per la Meta Catania, sorti del discorso falli riequilibrate, quindi 5-5. Adesso chiunque delle due commetterà fallo si andrà al tiro libero. Al tiro libero. Sì, fallo mani abbastanza involontario dobbiamo dire, però ha bloccato comunque in imbucata. Urio, Alba prova sempre a puntare Dalcin, si appoggia ancora però ad Urio. Conrado Sampaio, Urio, Sampaio scambia ancora col suo numero 9, però poi viene colto in controtempo da Urio. Non aveva altro spazio Urio per poter dare quel pallone a Sampaio che è scappato via in anticipo. Adesso Salas per Dalcin, prova a saltare proprio Sampaio che però recupera bene su di lui, per un attimo tiene il pallone ma finisce in fallo laterale e allora si ricomincia con l'inerzia dell'azione per la meta e arriva il gol del vantaggio di Salas. Il tiro di Italo viene poi corretto in rete da Salas. È stata un'azione un po' rocambolesca perché ha toccato Moretti non in maniera perfetta, il pallone che è carambolato sul palo e Salas con un tocco sotto misura ha portato in vantaggio la Meta Catania quando mancano meno di 2 minuti alla fine del primo tempo. Sì, purtroppo sì, era una palla che poteva essere gestita meglio da Moretti, purtroppo insomma, d'altra parte come sbagliano i giocatori in campo può sbagliare anche il portiere. Era stato fortunato che la palla aveva toccato il palo, molto scaltro. Adesso De prova subito a reagire. Molto scaltro Salas che è stato più reattivo di tutti su quella palla vagante. Diciamo che forse c'è stata anche una deviazione a monte ad ingannare un po' Moretti, che però comunque non ha contenuto un pallone che sembrava essere nelle sue corde. E adesso Camagno allunga la zampona Moretti e stavolta compie un buon intervento. Ma finora ha sempre fatto interventi importanti, questa purtroppo è
stato un intervento più sfortunato. Rimessa laterale per Alba, Del Pizzo in verticale da Sividini che si gira, poi pallone trattenuto, non c'è il fallo cumulativo. Mi sembra un po' esagerato sinceramente, non è che l'ha trattenuto, la palla se ne è liberato velocemente. Secondo me è stata una chiamata che si poteva evitare. Moretti, Del Pizzo, Sividini, Alba deve cercare il dribbling su Dalcin, che però è bravo a tenerlo, poi allarga, prova a cercare il filtrante per Sividini, la chiusura buona e poi l'ultimo tocco è di Italo, rimessa per Del Pizzo. 50 secondi all'intervallo, Sividini prova a girarsi, vuole lasciare per Alba, non si capiscono i due e allora riparte Camagno. Musumeci ha provato il tocco sotto, è stato decisivo stavolta Moretti, forse un po' lezioso Carmelo Musumeci. Ha provato a scucchiaiare il pallone ma Moretti è rimasto in piedi. Ancora Musumeci, punta Del Pizzo, lo salta sinistro secco, c'è stata una deviazione e quindi calcio d'angolo per la Meta Catania a 22 secondi dalla fine di questo primo tempo. Ricordiamo 1-0 per gli ospiti in virtù del gol siglato da Salas qualche istante fa. Pronte alla rimessa, anzi al calcio d'angolo, pallone al centro per Musumeci che stavolta addomestica invece che tentare la battuta diretta. Destro alto, Moretti, 15 secondi, prova a puntare, lo salta, De al centro, era buona l'idea, non c'era però nessuno e allora Italo prova al destro, sul secondo palo c'era Camagno che poi recupera il pallone, prova la puntata, deviazione, ancora calcio d'angolo per la Meta che quando però riparte rischia sempre di fare malissimo. Sì, gran velocità e gran fisicità che sono veramente difficili da contenere quando partono. Destro di Dalcin che termina largo e su questa azione termina anche il primo tempo tra Italian Coffee Petrarca e Meta Catania Brico City. 1-0 per gli ospiti il parziale, marcatore Salas. Noi ci risentiamo per il secondo tempo. A dopo.
E torniamo quindi in diretta con la telecronaca della gara tra Italian Coffee, Petrarca, Meta Catania, Brico City. Ricordiamo il parziale di 1-0 per gli ospiti in virtù della zampata vincente di Juan Adrián Salas a 2 minuti scarsi dalla fine del primo tempo, per una gara che si è sviluppata prevalentemente nella metacampo dell'Italian Coffee, salvo poi trovare coraggio sul finire della prima frazione e proporsi in maniera importante in zona d'attacco. Occasioni per Costa, soprattutto a tu per tu con Perez. Buona la prestazione del portiere siciliano, ottima anche la prestazione di Diego Moretti, che però non è stato perfetto in occasione del vantaggio della Meta, che però diciamo ha legittimato un po' un primo tempo importante. E adesso riparte subito con veemenza Bordignon, scaglia al sinistro a portiere battuto, è arrivato un salvataggio decisivo sulla linea di porta, probabilmente di Dudu Costa, quindi occasione dopo 13 secondi per i siciliani. Sì, sono partiti subito a come 1000. il primo tempo. Sì, è bastato quei 10 minuti di riposo per ridargli le energie che un po' avevano perso negli ultimi 7-8 minuti, anche se poi il caso ha voluto che hanno segnato proprio in quella fase lì, dove c'era molto più equilibrio in quel momento. Rimessa per Moretti, Costa, Del Pizzo, si apre Alba, servito adesso, prova ad alzare il pallone per Sividini, non lo trova Salas. Il pressing del numero 3 dell'Italian Coffee è efficace perché blocca l'avversario, e poi il pallone al centro per Italo, che non trova però spazio per il tiro. E allora Del Pizzo, Costa per Sividini, che però non riesce a tenere la sfera in gioco. Musumeci, Bordignon prova subito il sinistro, viene rimpallato sul nascere da Dudu Costa, che si fa male, resta a terra. Probabilmente un colpo durissimo per il capitano dell'Italian Coffee, mani sul volto, problema al piede. Probabilmente nell'impatto lui ha colpito il pallone e forse il giocatore del Meta Catania gli ha colpito in pieno il piede, a giudicare dalla... È sembrato un intervento comunque fortuito, uno scontro Sì, fortuito con Bordignon. No, è stata una lettura buona di Dudu, che è riuscito a anticipare il tiro di Bordignon, che però ovviamente invece del pallone si è trovato al piede di Dudu Costa. Adesso esce zoppicando, accompagnato dallo staff dell'Italian Coffee. Gli applausi del pubblico di casa per il capitano con la casacca numero 4, che viene adesso sostituito da Vitale. Dolorante Dudu Costa, vedremo se sarà in grado di proseguire questa gara. Lo sguardo sul volto comunque non è molto rassicurante. No, è molto doloroso, ma d'altra parte colpi di quel tipo lì fanno male. Speriamo che sia solo una contusione. Bordignon, il sinistro, controlla con lo sguardo Moretti. Sividini protegge sempre, spalle alla porta, si gira al sinistro, pallone che termina non lontanissimo rispetto ai pali della porta, difesa da Perez. Duello Musumeci-Cividini che si rinnova spesso. Italo non riesce a sfondare, Vitale alza un pallone dove però non c'è nessuno. Musumeci, sì, giocatore di grande qualità ma anche di grande quantità, contenere Cividini non è facile per nessuno. Assolutamente no. Italo, Musumeci, Bordignon, ancora Carmelo Musumeci. Italo con la suola guadagna metri, poi cerca di mettere il pallone al centro, però ne esce Alba, che prova ad andare da solo, viene fermato in maniera regolare da Salas, che adesso può andare da Italo. Moretti
grande intervento e poi rimessa guadagnata anche dall'Italian Coffee. Poteva sfruttarla meglio questa occasione Italo. Sì, fortuna del Petrarca. Orga è rimasto per terra dopo uno scontro abbastanza duro con un giocatore del Meta, colpito sul costato. 2 contro 1 arrivati solo davanti al portiere. Bravo Moretti che sta facendo veramente una grande partita. Adesso il suo lancio termina però nel vuoto e riprende Perez con la rimessa. Salas lascia lì per Musumeci, alza il pallone ancora per il DS. Musumeci davanti a sé, De scambia con il suo numero 10 che però gli restituisce un pallone un po' troppo profondo e allora Del Pizzo cerca il tracciante per Conrado Sampaio, bloccato. Rimessa laterale per De. Vitale cerca il pallone in profondità per Del Pizzo che però nessuno ha tagliato in questo frangente, quindi si perde in un nulla di fatto l'azione offensiva dell'Italian Coffee, che adesso prova ad alzare il pressing, ne esce però bene Musumeci, cerca Italo. Sì, gestita bene questa fase di pressione del Petrarca, dell'Italian Coffee, che ha messo in grosse difficoltà il Meta nella sua metà campo. Potrebbe essere questa un po' la chiave della partita, riuscire un po' a invertire. De, controllo difficoltoso e allora Salas col sinistro, Moretti, c'è Del Pizzo. Cioè, d'altra parte appena cercano di impostare l'azione nella fase di possesso, il Meta non ti dà proprio un minimo di respiro, non ti dà mezzo centimetro di campo per provare a giocare. Adesso l'anticipo decisivo di Salas su Vitale e Moretti lo mura ancora una volta. Si sta ergendo a protagonista indiscusso della gara Diego Moretti. Vi ricordo sempre, peccato per quel gol. Assolutamente, assolutamente, in questo momento qua è il migliore sicuramente dei suoi. Soprattutto in questo inizio di secondo tempo dove il Meta sta mettendo a dura prova la capacità di uscire dalla pressione dell'Italian Coffee. Italo di testa da Musumeci, Salas, Italo dal Cin, Salas, lo scavetto per Italo, si scontra leggermente con Sampaio che poi va in profondità, calcia col destro, non trova la porta. Buono lo scatto in verticale di Conrado Sampaio che ha cercato di togliere il tempo al marcatore, non ha trovato però la porta. Sì, buona giocata, non era una posizione veramente difficile. Adesso sfortunato nel rimpallo il Petrarca, vada ancora da Salas Musumeci, grande chiusura di Alba, allora possibile contropiede per Sampaio che prova a puntare, vada De, decisiva la chiusura di Messina, poi non contropiede non perfetto condotto dagli ospiti. Moretti tergiversa un po', un brivido. Sì, gestito non benissimo la ripartenza dell'Italian Coffee. Sampaio si è trovato una bellissima opportunità sull'inferiorità numerica, forse ha rallentato un po' troppo prima di cercare lo scarico per il compagno. A quel punto forse sarebbe stata più interessante una puntata verso la porta per togliere il tempo a Perez. Diciamo che gli avevano lasciato lo spazio eventualmente anche per provare quella soluzione lì, quindi sì, ci poteva stare sicuramente. Comunque 5 minuti in apnea, questi primi 5 minuti del secondo tempo, perché non c'è un attimo di respiro, ci vuole l'intervento per asciugare il campo perché i giocatori rifiati in un attimo, che i ritmi sono veramente altissimi.
Musumeci alza per Dalcin, la volée con il destro, murata da Alba, ancora Musumeci. Dalcin davanti a lui Alba, e allora preferisce ripiegare il numero 23 della meta, Messina. Musumeci, largo, c'è Camagno. Dalcin, punta Alba, esplode il destro, ancora Moretti, si distende sulla sua sinistra, mette in calcio d'angolo. Non era facile questo perché era coperto da una selva di gambe. Musumeci al volo, Moretti. No, non era assolutamente facile, ha fatto una gran parata veramente molto impegnativa, come dici tu, era coperto. Tiene Sividini col fisico e prova a puntare Musumeci, che va in pressing, affonda il tackle, non guadagna però la rimessa, che è dell'Italian Coffee, tenuto a galla in questa via di ripresa dal proprio portiere. Sì, decisamente, sempre più decisivo Moretti in questa fase qui. De va da Sividini, lascia ancora lì per De, sempre però Sividini in possesso di palla, si appoggia a Urio, si allarga Alba, servito adesso, prova il dribbling secco, Dalcin lo ferma. Sì, in questo momento qua c'è bisogno del miglior Alba, perché per uscire da questa pressione del meta c'è bisogno di trovare delle giocate individuali. Prova a girarsi il pivot brasiliano, la sua conclusione viene sporcata sul nascere, calcio d'angolo quindi per gli uomini di Bellini, anzi rimessa laterale. C'è Urio sulla sfera, alza per De sul secondo palo, mette giù adesso il numero 8, prova a sprintare, il campo però è finito. Anche qua chiusura d'esperienza, costretto De a allargare e, come dici tu, il campo è finito, non c'era più possibilità di giocarla. Dalcin cerca lo scatto di Musumeci, che però si era fermato qualche metro prima. E sì, allora... grazie alla chiusura di Cividini, che non le ha dato la possibilità di avere lo spazio giusto per farsi dare l'imbucata. Buona chiusura. Pallone tra i piedi del prof Marcus Del Pizzo. Moretti cerca il lancio per Sividini, esce però bene Perez, blocca il pallone. Dalcin, Cesaroni, Messina, Cesaroni si appoggia su Camagno, arriva il pressing di Urio, poi quello di Del Pizzo, e allora si riparte da Dalcin, si stacca dietro Messina, pallone sulla destra per Cesaroni, rientra e va da Messina, che prova il destro, deviato. Moretti questa volta non ha problemi, perde un brutto pallone Urio, poi lotta per recuperarlo con Camagno, e alla meglio alla fine ha rimediato ad un suo errore in fase di impostazione Fabrizio Urio. Sono passati già 7 minuti di questa ripresa, sempre 1-0 per la Meta Catania. E nonostante l'intensità che c'è in campo sono a 0 falli. Sividini mette giù un gran pallone, ha il problema di girarsi, e adesso abbraccato da 3 uomini. È buona adesso la ripartenza veloce, Camagno lo mura Del Pizzo, ancora Camagno in possesso di palla, dietro da Dalcin, ci mette le mani Moretti. E rientra Dudu Costa, che quindi dopo il problema precedente continua il suo match. Buona l'occasione prima per Civinini, che ha messo giù un gran pallone, ha avuto il problema di girarsi. Si era leggermente allungata, di quel tanto che non gli ha permesso di riuscire a ruotare subito verso la porta, perché se quella palla era leggermente più corta
riusciva a prepararsi il tiro, invece era quel tanto lunga che è arrivato l'intervento del difensore del meta che gli ha impedito a quel punto di girarsi. Cesaroni dentro, respinto, poi dal Cin, potrebbe provare il destro, invece va sul sinistro approfittando della scivolata di Del Pizzo. È pronto anche Vitale. Pallone profondo di Moretti per Alba. Adesso esce Dudu Costa che non ce la fa, esce di nuovo zoppicando, quindi problema in più per l'Italian Coffee che deve rinunciare al suo capitano per questi ultimi 13 minuti della gara. Ha provato ma non ce la fa. Allora adesso grande scarico di Salas per Camagno che guadagna un calcio d'angolo. Sempre una velocità impressionante. Adesso la sventola di Cesaroni, una batti e ribatti pazzesco davanti alla linea di porta. La meta non riesce a buttarla dentro e allora ancora vivo l'Italian Coffee. Vitale, Del Pizzo fermato, poi il pallone ancora per lui, 2 contro 1, Del Pizzo con la puntata, forse poteva aprire per Vitale. Ma credo che avesse la linea di passaggio chiusa perché non l'ha guardato, ma non riuscendo a trovare il passaggio ha provato il tiro. Marcos Del Pizzo in quelle situazioni lì in genere è sempre molto lucido. Proprio lui dalla bandierina alza per Vitale che si coordina per la volée con il mancino, reclamano un fallo di mano. Sì, era stata sicuramente deviata. Deviazione evidente, infatti viene concesso il calcio d'angolo, probabilmente era anche fallo però perché la mano era bella alta. Nuovo intervento dell'operatore che asciuga il parquet. Pallone dentro per Del Pizzo, è lui l'ultimo a toccare. Allora pallone tra le mani di Perez che alleggerisce su Salas. Cesaroni, attenzione, problema per Cesaroni, anzi no, perché è ancora bagnato il terreno di gioco, quindi il numero 19 dei siciliani mette il pallone fuori per permettere ancora l'intervento dello spazzolone. Quasi un time out per permettere di asciugare. Tutto e ora il pallone viene momenti di ripresa. Pallone restituito e recuperato da Sampaio. Vitale attaccato con veemenza da Salas che esce vittorioso dallo scontro, si riversa nella metà campo avversaria, guadagna il fallo e fa ammonire Vitale. È impressionante perché alla gran fisicità che ci mettono hanno una tecnica impressionante, per cui riescono nella stesso frangente a transitare da fase di non possesso in fase di possesso a una velocità e con una forza veramente difficile da contenere. Infatti Vitale è stato costretto a stendere Salas perché non c'era più modo di rallentargli la corsa. Nuovo intervento
dello Spazzolone che sta diventando il protagonista di questo secondo tempo. Sì, questo giova penso più al Meta Catania che al Petrarca, perché queste continue soste gli dà modo a loro di riprendere fiato e di continuare con questa intensità qua. Salas, il destro secco, il pallone alto rispetto alla porta di Moretti. Rientra Sividini e probabilmente Moretti adesso lo cercherà con un lancio lungo, cosa che puntualmente avviene. Salas è bravo a toccare quel tanto che basta con la testa per impedire che la sfera giunga al pivot con la maglia numero 3. Pallone dietro per il sinistro di prima intenzione proprio di Sividini, che non inquadra la porta. Buono comunque il tentativo, deve provarci a un sinistro dinamitardo. Adesso l'anticipo provato da Sampaio su Rubio. Esce bene la meta con Cesaroni. Salas, Rubio prova a sprintare su Sampaio, è bravo ancora il numero 15. Italo, Rubio, Salas, ancora Rubio, Cesaroni, Salas, il pressing efficace di Corrado Sampaio, c'è libero De che però si fa anticipare sul più bello. Calcio d'angolo per l'Italian Coffee, reclama un intervento falloso De Andrea Garzia Dioniso. Ma credo che non ci sia niente, ha avuto un mezzo rimpallo quando ha controllato il pallone, si è staccato di quel tanto dal piede che ha permesso al difensore di arrivare sul pallone. Buono comunque il blitz di Corrado Sampaio che ha recuperato un gran pallone, l'ha ceduto a De che forse non è stato freddissimo nel momento decisivo, era tu per tu con Perez. Si è fatto chiudere in fallo laterale, in calcio d'angolo. Sì, peccato, era veramente una buona occasione, si potevano trovare con un controllo migliore, si potevano trovare in due davanti alla porta. Del Pizzo alza per Sividini al volo. Pallone alto. Adesso il rilancio per Bordignon. Bene ancora Sampaio in ripiegamento difensivo. Buona partita anche di Sampaio, soprattutto in fase difensiva, ha sporcato e ha intercettato diversi palloni, anche dando un buon impulso anche su qualche ripartenza. Adesso pressa Bordignon, lo induce all'errore, rimessa laterale guadagnata quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di questa gara. Sempre 1-0 meta. Moretti cerca il lancio profondo per Del Pizzo, controllato però da Carmelo Musumeci che adesso guida l'azione dei suoi. Italo si accentra, destro, alto. Alba, non c'è un attimo di respiro. Pallone di Alba per De che viene trattenuto questa volta abbastanza vistosamente. Ma sì, questo è discutibile, l'arbitro era anche vicino, cioè, gli ha impedito a quel punto di arrivare su un pallone in una situazione anche molto vantaggiosa. Gran palla in profondità, aveva preso bene posizione De. Sì. Adesso da qua non si riusciva a capire l'entità della trattenuta, ma Dalcin, Italo, Bordignon, Musumeci, Bordignon, Dalcin, buono il possesso della Meta Catania. Adesso Italo, buona la palla per Dalcin, chiuso bene però da Alba e riparte De. Urio, De può puntare l'avversario,
Va invece da Sividini che vuole accentrarsi per il suo sinistro, lo esplode ora, viene deviato da Musumeci e guadagna un calcio da... anzi no, non c'è stata deviazione. Cioè come fa? Cioè, vabbè, è impossibile che un arbitro da lì non riesca a vedere una deviazione così netta e evidente, era proprio davanti alla palla. Ammonizione per un componente della panchina dell'Italian Coffee. Ammonito Barcellini. Discutibile. Ammonito il figlio d'arte, Sì. Bargellini. L'arbitro ha fatto 40 metri di scatto per andare a ammonire Per un calcio giocatore d'angolo della panchina che quando, sembrava evidente. Quando, esatto, il calcio d'angolo era davanti a lui a 2 metri. Adesso Musumeci per Camagno, il controllo a seguire. Ancora Sampaio, bene in fase difensiva e guadagna anche la rimessa. Italian Coffee sta scoprendo un Sampaio attivo nella propria metà campo quando era arrivato con la credenziale di bomber implacabile. Adesso Alba, Urio alza il pallone ancora per Alba e stavolta c'è il fallo fischiato a favore dell'Italian Coffee. È stato tramortito Jorge Alba, cioè si è disinteressato completamente del pallone, ha impedito ad Alba di arrivarci su quel pallone lì, per cui insomma. calcio di punizione per Urio. Che va verso la porta, viene però immediatamente murato dall'unico uomo in barriera, ovvero Dalcin. Alba, Urio ancora da Alba, si fa vedere Vitale. Urio alza il pallone per Alba, passa, deve puntare Salas, però è bravo a restare, poi manata di Musumeci nei confronti di Alba, anche questa era apparsa evidente, l'arbitro era lì. Ma è sempre a 2 metri e fa finta di non vedere, ma sinceramente sì, un atteggiamento un po'... anche perché facendo così si va a innervosire una partita che è assolutamente estremamente corretta. Sampaio esce col pallone tra i piedi, Vitale, Urio, Alba, un po' di spazio per puntare Salas. Non c'è questa volta la deviazione, buona la chiusura di Salas. Dalcin ha scambiato e adesso è Musumeci in possesso di palla. Musumeci ancora, prova a puntare l'uomo. È ancora una buona chiusura di Sampaio. Camagno, Dalcin per Salas. Camagno, Dalcin, Musumeci, bene per Dalcin, dietro da Salas. Sempre il DS. Dalcin, profondo, bene per Salas che cerca il tracciante per Dalcin. Ottima chiusura di Vitale che poi si allunga il pallone ma lo recupera. E allora Alba regge, pallone dall'altra parte per Sampaio. Ottima la chiusura di Camagno. Sì, grande chiusura di Camagno, ma gran palla di Jorge Alba. Avrebbe trovato Sampaio solo davanti alla porta. Del Pizzo, pallone lungo per Sampaio che lo aggancia bene, trova la deviazione di Camagno. Sembrava un pallone troppo lungo, arpionato però bene dal numero 15 in maglia nera.
Del Pizzo va proprio da Sampaio, deve girarsi, se la alza, però prova col destro, altissimo. Sì, non gli è riuscito di chiudere il tiro, la colpita che era ancora troppo alta la palla, però buona giocata, probabilmente voleva calciarla forte per sperare in qualche... De va avanti e prova un destro che però non impensierisce minimamente Perez, poteva fare qualche metro in più De. Sì, gli avevano lasciato uno spazio che fino adesso hanno raramente lasciato, per cui poteva essere sfruttata sì un po' meglio. Musumeci per Bordignon. Però ricordiamo anche che De viene da un periodo di convalescenza tra infortuni fisici, più è stato operato di appendicite, perché è chiaro che la sua conduzione al momento non sia perfetta e questo purtroppo lo si paga soprattutto nelle scelte che uno fa, perché quando viene meno la lucidità poi chiaramente tutto sembra più difficile. Comunque ritmi che restano indiavolati, non c'è stato un minimo di rallentamento dall'inizio della partita, che sta tra l'altro andando via molto velocemente. A differenza poi del primo tempo, sono un fallo per ciascuno nonostante la grande intensità. Sì, siamo al 14° di questo secondo tempo, stiamo per entrare nel 15°, quindi verso la fine, sempre 1-0 per la Meta Catania, che ha colpito sul finire della prima frazione. Sì, portieri che negli ultimi minuti non sono stati più di tanto impensieriti, partita che si gioca veramente al limite e con grandissima intensità, nessuna delle due riesce a prevalere in maniera netta sull'altra. E si riparte con Moretti che cerca Sividini, prova la spizzata di testa, Musumeci però lo chiude bene e riparte con la solita qualità. Poi Alba esce vittorioso dallo scontro, fallo fischiato in favore di Jorge Alba. Ma fallo importantissimo per il Meta, perché era un 3 contro 1, se gli permettevano Alba di ripartire. Speso intelligentemente. Sì, grande esperienza di Musumeci. Punta l'uomo, va sul sinistro, la mette al centro, male. Sfera che termina direttamente sull'esterno della rete. Salas. Bordignon di prima intenzione per Italo. Cerca l'intervento del Pizzo. Era quasi riuscito, sarebbe stato un intercetto molto importante in quella zona di campo lì. Adesso Salas cerca il suggerimento per Italo, non si capiscono i due, allora nuova occasione per imbastire l'azione offensiva dell'Italian Coffee. Alba, Del Pizzo, bene per De, può puntare Italo, il tunnel con la suola, si allunga però troppo il pallone ed esce Perez. Grande intuizione, gli è solo finita leggermente lunga, però anche lì è dimostrazione poi che appena De ritrova la sua condizione sicuramente diventa un giocatore fondamentale per l'Italian Coffee. Alba, Del Pizzo, cerca De, viene chiuso e poi Salas guadagna la rimessa laterale. Musumeci in verticale da Italo, si appoggia ancora al suo capitano. Buono lo scambio tra Italo e Salas, leggermente lungo il tocco di ritorno e allora arriva il momento del portiere di movimento. Urio prende il posto di Moretti e quindi sarà un 5 contro 4. A 4:20 dalla fine. Sividini, Del Pizzo, Alba, Urio, giro palla,
ultimo uomo Jorge Alba, deve stare attenta l'Italian Coffee a non perdere il possesso della sfera. Del Pizzo, bene per Sividini, pallone che gira, non trovano però sbocchi i ragazzi di casa. Chiuso molto Del Pizzo bene. si difende bene a metà Catania. Sì, chiuso molto bene, non arrivano subito, non danno il tempo sulla transizione della palla di... Adesso ci prova Sividini con il pallone forte in mezzo, viene chiuso da Musumeci, rientra anche Andrei Bordignon. Sì, non danno il tempo di stoppare il pallone, che già loro sono lì. Del Pizzo da Alba, Urio. Alba, Urio, sempre per Alba. Sampaio potrebbe avere l'occasione per provare qualcosa, invece ritorna da Jorge Alba. Del Pizzo, si appoggia Alba che prova ad esplodere il destro, respinto, rimessa laterale, si accontenta Urio. Alba per Del Pizzo, ancora Alba, Urio, sempre spalle alla porta al numero 9. Sampaio, Alba, si chiude però benissimo la meta, perfetta l'applicazione difensiva dei ragazzi di Samperi. Non riescono a trovare il minimo spazio. Alba, bene per Sividini, il tocco decisivo però è proprio il suo. Prova direttamente il tiro in porta Bordignone, però rientrato Moretti, blocca il pallone senza affanni. Il pallone profondo per Sividini che però non riesce a metterlo giù, era una bordata quella di Alba. Perez va profondo da Dalcin, poi Alba recupera il pallone, può proporre la transizione, la suolata, gran giocata, Sividini prova a girarsi e viene agganciato irregolarmente, calcio di punizione dal limite dell'area. Si è mosso bene qua. Sì, beh, la solita giocata importante di Alba, che ha creato quel po' di scompiglio necessario sempre per creare superiorità numerica. Punizione che tra l'altro l'arbitro l'ha defilata più a sinistra, era la posizione un po' più centrale. Ce l'ha fatta battere da dove poi fondamentalmente è caduto Cividini. E vediamo la scelta qui di Urio, se proverà una battuta diretta verso la porta, se proverà qualche schema. Qualche secondo di stallo per la consueta pulizia del terreno di gioco. E adesso si può battere Urio sulla sfera. Posizione sicuramente ghiotta, anche se un po' defilata. Ci sarà una scelta al metà Catania un po' strana. Andava sfruttata. Del Pizzo. Intervento decisivo, distinto di Perez che allunga il piede ed evita l'1-1. Buona anche la partita di Perez che quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo in maniera egregia. È stato fondamentale qua su questa giocata qui, la palla era indirizzata. Rientra il portiere di movimento, in questo caso Alba, poi il destro secco di Sampaio che sbatte su Bordignon. Alba, Urio, Del Pizzo, Urio, 1:30
al termine. Alba, Sampaio, la rimessa è per la Meta Catania. Bisogna ripetere tutto, però l'arbitro arriva ancora con sguardo minaccioso dalle parti della panchina petrarchina. Momenti concitati per l'arbitro, che in questo momento fatica a gestire la gara. Perez si appoggia su Italo, che viene spinto. Non hanno mai fischiato tutta la partita questi falli qua. Da Urio, e calcio di punizione, secondo fallo per l'Italian Coffee. 1:15 al termine, Del Pizzo dietro di testa per Moretti. Adesso il Petrarca deve provare il tutto per tutto. Del Pizzo, Urio tiene il pallone in campo, ma ancora da Del Pizzo, profondità per Sividini. Salas lo anticipa di testa. Sì, palla un po' lenta, alta, lenta, chiaramente agevolato il back in quella fase lì, che Cividini non è riuscito a prendere posizione. Ultimi 56 secondi di questa sfida tra Italian Coffee e Meta Catania, ospiti e sempre avanti per 1-0. Urio per Alba, che esplode il destro, altissimo però. No, ben giocata questa, era una buona soluzione. Peccato che non sia riuscito a inquadrare lo specchio. Del Pizzo si libera bene, prova il suggerimento laterale, non trova nessuno. Urio poi pressa e arriva il fallo ancora. Proteste della panchina petrarchina. Ma sì, ti ripeto, è tutta la partita che c'è un atteggiamento molto agonistico da parte di entrambe le squadre, e di sti contatti qua ce ne sono stati migliaia oggi. Il motivo per cui adesso l'arbitro negli ultimi due abbia fischiato 2 falli. 30 secondi alla fine, 28 per l'esattezza. Ci vuole Dentro Alba, un'invenzione Del Pizzo, di qualcuno. ancora Alba, dietro da Urio. Alba deve provare qualcosa lui. Urio, Del Pizzo, deviazione, 11 secondi alla fine. Urio, Del Pizzo però non ha spazio, appoggia su Urio. Arriva Alba, 2 secondi, 1-0 e finisce qui. La Meta Catania espugna il Palagozzano, finisce 1-0 per i siciliani. Il gol decisivo è quello firmato da Salas in chiusura di primo tempo. Il Petrarca ci ha provato in questa ripresa, è stato tenuto a galla da Moretti, autore di ottimi interventi, però dall'altra parte c'è stato un Perez che ha sbarrato la porta sui tentativi dei padovani, che quindi trovano la loro seconda sconfitta al Palagozzano dopo quella all'esordio contro il Latina. Resta fermo a 7 in classifica, mentre sale a 19 il Catania nelle zone altissime della classifica. Sì, è un po' un peccato, perché comunque anche il Petrarca ha dimostrato oggi che c'è, insomma, la differenza di punti che ci sono tra le due squadre non si è vista in campo, al di là dell'atteggiamento molto propositivo e aggressivo del Meta Catania, per cui io ritengo che anche mister Giampaolo abbia dei buoni spunti su cui poter lavorare, perché l'organico ha dimostrato anche oggi di essere, insomma, abbastanza competitivo, forse con qualche aggiustamento. Secondo me è una squadra che può veramente dire la sua. Adesso ha un calendario che speriamo che gli permetta di fare i punti che merita. Le prossime 2 saranno fondamentali: Civitella, Color Max Pescara e soprattutto Genova in casa. Devono arrivare, se non obbligatoriamente, dovrebbero
arrivare in modo importante dei punti, perché per staccarsi dalle secche degli ultimi posti della classifica, comunque l'Italian Coffee anche quest'oggi ha dimostrato di poter restare in Serie A contro un'altra delle corazzate. E per noi dal Palagozzano per questa sera è tutto. Un ringraziamento a tutti gli spettatori da Lorenzo e Luigi. Buona serata a tutti.